Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. Nell'itinerario di oggi andremo a percorrere un sentiero che ci porterà a cospetto di un castello dominante in una valle davvero dai panorami spettacolari. Poi andremo a vedere una grotta dai colori assolutamente indimenticabili. Ora non c'è tempo da perdere, gamba in spalla, andiamo. Siamo in località Valbelluna, provincia di Belluno, Veneto. Eccoci ragazzi, siamo arrivati al parcheggio. Quello è il castello di Zumelle, ma prima andiamo alla Grotta Azzurra. Il sentiero è ben indicato e dal parcheggio del castello di Zumelle prosegue in discesa. Ok ragazzi, all'altezza del ponte, a questo ponte, si girerà a sinistra e vi faccio vedere dove. Intanto il mio fedele amico ho trovato per strada. Vieni! Dal parcheggio alla grotta ci si impiega circa 45 minuti, con un dislivello totale di 200 metri. Attenzione, non è un sentiero troppo impegnativo, ma neppure banale. Il fondo è scivoloso ed è indispensabile, come sempre, utilizzare le calzature adatte. È incredibile anche solo pensare che certi posti si trovino in Italia. È un ecosistema a sé. Siamo arrivati ad un canyon spettacolare con le pareti a picco scavate dal fiume Rui in centinaia di migliaia di anni. Guardate queste rocce, i cui strati sono stati erosi uno dopo l'altro, formando un vero e proprio capolavoro. Sembra una scultura fatta dalla natura. Guardate un'altra sorgente naturale qui, sulla destra. Vale la pena di venire fin qui, anche solo per la pace di queste sorgenti che diffondono un'atmosfera surreale, davvero tutta da godere. Guardate, i colori di queste rocce sono a dir poco affascinanti. Forme ed archi costruiti dall'architetto per eccellenza, la nostra natura. Eccoci arrivati alla Grotta Azzurra. Questo è un luogo nascosto ed è sconosciuto ai più. Qui il torrente Rui ha scavato nella roccia circostante questa spettacolare forra dai colori incredibili. Guardate quanto è bella quest'acqua e soprattutto guardate quanto ha scavato il fiume. E tra l'acqua turchese e le grotte ci si potrebbe passare l'intera giornata, ma c'è ancora un castello misterioso che aspetta di essere scoperto. Torniamo nei nostri passi in questo ambiente eccezionale, un luogo magico. Lì, in cima al colle, si vede già la fortificazione di Zumelle. Tra storia e leggenda si racconta che il castello fu costruito attorno al 540 dai Goti. Qui si insediò il re Genserico e con il matrimonio con l'ancella Eudosia nacquero due gemelli. E infatti lo stemma di famiglia è rappresentato da una sfera d'oro in un sottofondo color turchese, tutto sormontato da due gemelli che si abbracciano, così a ricordo della felicità che alitò la nuova dimora di Genserico. Da qui il nome Castrum Zumellarum, cioè il castello dei gemelli. Prima di salire al castello volevo farvi vedere queste riproduzioni. Con questo strumento gli assalitori del castello si riparavano qui all'interno spingendolo vicino alle mura per assaltarle. Qui invece c'è un ariete. Facendo oscillare questo palo, gli assalitori generavano più forza per sfondare le entrate del castello. Informazione utile. Per entrare al castello è richiesto un biglietto con il pagamento di 8 euro. Il castello di Zumelle è stato costruito sulla cima di un colle a strapiombo sul corso del torrente Terche, in posizione dominante. Il castello è davvero antico ed è stato edificato sulle rovine di precedenti fortificazioni. Il primo nucleo infatti risale al I secolo, circa 2000 anni fa. Immaginatevi quanto tempo è passato e quante cose hanno visto queste mura. Si pensa che gli antichi romani lo utilizzassero per presidiare la via Claudia Augusta, le cui possibili varianti passavano proprio di qua. Ma fu durante le invasioni barbariche che il castello divenne il sistema difensivo centrale di tutto il territorio, facendo sentire al sicuro tutti i feudali della zona.
In un attimo ci si sente come un viandante dell'Alto Medioevo, un po' come un pellegrino sulla via dei grandi santuari. Qui la torre è allestita secondo il modello della casa torre e accoglie il visitatore come se fosse un castellano, che dall'alto scruta la valle davanti al castello. Ma che panorama incredibile! Questo castello è un posto da esplorare passo dopo passo. Durante il percorso si incontrano ricostruzioni delle antiche botteghe di un tempo. Questa, ad esempio, è la bottega di uno speziale, che allo stesso tempo era un imprenditore, un mercante e un artigiano. Nel suo lavoro affiancava alla cultura l'esperienza di tecniche farmaceutiche e la conoscenza delle pratiche mercantili. Ad uno speziale si richiedevano diversi anni di apprendistato e un grande patrimonio di conoscenza di erbe, di radici, di preparazioni e di elisir. Al primo piano si trova la cucina, la stanza più calda di tutta la dimora, quella sicuramente più vissuta. Si incontrano le botteghe dei candelieri, qui c'è anche una fucina di un fabbro e c'è addirittura un bagno pubblico. Spiegano che un tempo era un consueto luogo di appuntamenti amorosi, alcune volte assolutamente casuali. Questa è una camera da letto medievale. Un tempo neppure i ricchi avevano il fuoco in camera. Era un ambiente freddo e per scaldarsi dormivano tutti assieme. Il castello Zumelle è un'immersione in un periodo che sembra davvero lontano da noi. Ciò che non è cambiato è il panorama che stupisce sempre come un tempo. Eccoci ragazzi, anche l'itinerario di oggi è terminato, però prima di andare via mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, seguitemi, campanella, insomma fate qualcosa per vedere se ci siete.